Una pala meccanica telecomandata in dotazione alla miniera di Sale di Realmonte. A disporne l'utilizzo urgente è stato oggi il sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Alessandro Moffa, che coordina l'indagine. Obiettivo: tentare di recuperare il corpo di Mario Cardinale, l'operaio bivonese travolto ieri da una frana mentre lavorava a bordo di un escavatore in una cava di località Galvasa in territorio di Villa Franca Sicula è ancora sepolto sotto le macerie. I tentativi di recuperarlo, fin qui vani, si sono interrotti la notte scorsa per un paio d'ore. Sono riprese regolarmente stamattina. Alle 8 i vigili del fuoco erano di nuovo al lavoro. Due le squadre che si sono date il cambio in operazioni di scavo che comunque appaiono oltremodo complicate a causa anche della pioggia battente che nelle scorse ore è caduta sul luogo. Il problema più grave tuttavia è lo stato di pericolo, da codice rosso, del costone che si è staccato dalla parete rocciosa travolgendo l'operaio. La zona dunque è pericolosissima. Gli scavi mettono a repentaglio la vita degli stessi soccorritori. Ecco il motivo per cui si tenderà di rimuovere detriti con il mezzo speciale senza operatore a bordo. Ieri mattina un elicottero della squadra d'emergenza dei vigili del fuoco è stato sul posto. Ad assistere alle operazioni di recupero del corpo di Mario Cardinale ci sono anche gli agenti della forestale. La tragedia ha suscitato vasta eco. A Bivona Mario Cardinale era molto conosciuto. I familiari sono in attesa di avere notizie del suo recupero, sperando in tempi rapidissimi. Non vogliono rinunciare nemmeno alla più flebile speranza che il loro congiunto, malgrado la realtà sia decisamente amara, possa addirittura essere recuperato ancora in vita. Solidarietà alla famiglia Cardinale viene espressa dal sindaco di Bivona, il deputato regionale Giovanni Panepinto, e dal suo collega all'Ars Vincenzo Fontana. Per entrambi occorre che le aziende individuino come priorità assoluta la tutela della salute dei dipendenti e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, per Panepinto, le istituzioni devono vigilare perché questo avvenga.